E ora ci spostiamo davanti ai cancelli della fabbrica e torniamo a parlare della tragedia di Claudio Salamide. Lo facciamo con Davide Sperti della Wilm. Buongiorno Sperti, ben trovato. Buongiorno Francesco, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, parlavamo di questa tragedia poco fa e spiegavamo un dettaglio non trascurabile. Partiamo da un dettaglio, e cioè Claudio è fondamentalmente morto perché aveva bisogno di lavorare. Lui non era un operaio dell'Acciaieria 2, ha chiesto di essere trasferito per evitare la cassa integrazione a 0 ore. Confermo, Claudio è una di quelle persone che avevano voglia e necessità anche di lavorare e aveva richiesto, appunto, dopo la fermata dell'Acciaieria 1, aveva chiesto immediatamente di poter lavorare su altri impianti. Con l'avvio dell'Acciaieria 2, quindi era stato trasferito in Acciaieria 2 appunto. C'è un altro dettaglio che diciamo ieri avete ripetuto come un mantra: Claudio non doveva essere lì. Uno di questi è che per esempio in Acciaieria 2 e in quel convertitore non si può stare da soli se non per operazioni di controllo. Allora, Claudio era un addetto al reparto OG, che è un reparto che regola le valvole dei fluidi del convertitore dell'acciaieria. Il convertitore 3 dell'acciaieria, un forno-convertitore, aveva finito la campagna manutentiva, quindi ci sono vari interrogativi a cui dovranno dare risposte. La prima, perché si dovevano regolare in maniera manuale quelle valvole che servono per la pressione del vapore acqueo, visto che non funzionava la valvola automatica. Il secondo interrogativo grave, che ci provoca rabbia, è perché Claudio era solo, visto che al quinto piano dell'acciaieria, in un reparto molto isolato, non si deve assolutamente accedere in solitario. Il terzo interrogativo è cosa ci faceva, che ha mandato il lavoratore in una parte dove mancava il pavimento pigliato e c'era un paiolato d'emergenza, tra l'altro con pedane da carpentiere, per intenderci, neanche fissate, che non hanno retto il peso del povero ragazzo. E queste sono giornate, ore di sgomento, 2 ore, ma anche rabbia. Quello che però mi chiedo, diciamo, ascoltando la Sperti, mi sembrano delle cose così in contraddizione. Un reparto nel quale le manutenzioni erano terminate il 9 gennaio aveva ancora quelle pedane in legno? Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, le pedane in legno erano lì e il 9 gennaio era finita la campagna, non era prevista, non ci risulta fosse prevista un'ulteriore, anche se breve, fermata per altre attività manutentive, quindi è davvero senza senso che fossero lì, ci fosse la mancanza del pavimento, ancora peggio che ci fossero delle pedane non fissate, ancora peggio che l'area non fosse delimitata e infine che il lavoratore fosse stato inviato a fare un'attività in manuale su quelle pedane, visto che non c'era un piano di calpestio in sicurezza. Sperti, che aria si respira oggi in fabbrica? Un'aria di sgomento, rabbia, una tragedia, anche di silenzio nel rispetto di una giovane vita spezzata, sposato da poco, con un figlio di 3 anni, cioè non ci sono parole che possono in qualche modo dare conforto alla famiglia. Io mi auguro che questa, che è una cosa che ci ferisce, ma mi auguro scuota le coscienze di quelli dei quali aspettiamo convocazioni da mesi, anni che denunciamo che per un piano di ripartenza servono fonti di finanziamento, non decreti di urgenza della manutenzione ordinaria e straordinaria. Cioè, questa è sempre purtroppo la stessa storia, e davanti a questo tragico epilogo non ci sono parole sufficienti. Ho la vaga sensazione che questa storia sia un po' l'emblema, come fu quella di Alessandro Morricella, senza nulla togliere alle altre vittime del lavoro della fabbrica, però riflettevo, no? Cioè, da un lato c'è una fabbrica che è dichiarata non sicura, e quindi se così dovesse essere, in qualche modo probabilmente l'azione principale da fare è quella di non andare sugli impianti. Dall'altro invece ci sono lavoratori e lavoratrici che hanno necessità e bisogno di lavorare, quindi pur di non avere la cassa integrazione, non fare la fame, alcuni accettano quelle condizioni. È un dilemma dal quale non si esce, Sperti? Un dilemma che va avanti da tanti anni, purtroppo il dilemma di una comunità che, tolto gli slogan, è ancora schiacciata profondamente dal ricatto occupazionale. Questo non dovrebbe succedere nel 2026, siamo già nel 2026, ma purtroppo questo è l'emblema di un insieme di persone che soffrono in silenzio, che molti non vogliono vedere e fanno finta di non sentire. Tutto quello che continua sono dichiarazioni da più parti, lontane anni luce da quello che è la realtà quotidiana che la gente purtroppo vive. I lavoratori sono quelli che continuano a pagare il prezzo più alto, purtroppo anche con la vita. Da Roma qualche novità? Assolutamente no, leggevo le dichiarazioni di Mantovano, di Cordoglio di ieri,
e della sicurezza come loro priorità, ma l'unica verità è che noi sono mesi che chiediamo una soluzione per i lavoratori. Francesco, quello che ci interessa è il destino delle persone, non certo della fabbrica di cui non ci interessa assolutamente nulla. Noi vogliamo trovare una soluzione per i lavoratori, è questo che ci interessa e per questo vogliamo essere convocati. Grazie a Davide Esperti della Wilm, grazie davvero per essere stato con noi, un saluto a lei e a tutti i suoi compagni di lavoro. Un saluto a tutti voi, grazie e buon lavoro, grazie.